Con noi mister Cavazzana che ringraziamo. Mister, 10 minuti in cui vi siete fatti preferire come approccio alla gara, però subito il gol siete pian piano spariti. Sì, no, penso che oggi gli avevo detto ai ragazzi, dopo una prestazione come quella di domenica, secondo me avevamo un calo. Hanno tenuto bene sotto l'aspetto del gioco e tutto, abbiamo preso gol dopo 15 minuti e lì non siamo più stati capaci a raddrizzare la partita e sinceramente sono molto rammaricato oggi, più che altro perché dopo la prestazione, ripeto, fatta domenica scorsa, oggi pensavo di dar più continuità e invece si è incappati in una partita un po' strana. Cioè, secondo me abbiamo fatto un possesso palla quasi esclusivamente nostro, però 2-0 finale. Sì. C'è da dire che dopo il pareggio con gli United Borgorico Campetra di domenica scorsa si sperava qualcosa di più, ma può essere che, ed è il dato che salta all'occhio, è che l'età media sia di 18 anni e che questo incida? Ma guardi, io per quel che riguarda l'età non la guardo, io guardo solo l'intensità di gioco e come giocano i miei ragazzi, che abbia 16 anni o 30 anni, se uno è bravo è bravo. Abbiamo preso come oggi 2 gol, sinceramente il primo soprattutto, vabbè, era il primo, hanno fatto un tiro in porta, un gol. Hanno fatto un'altra azione, 2 gol e poi il pallino del gioco, bene o male, mi sembra che l'abbiamo tenuto quasi tutto noi. Il problema è che noi abbiamo magari difficoltà un po' davanti, questa è la problematica, concretizzare quelle palle che passano lì davanti. Infatti la domanda successiva era rivolta comunque sia alla sterilità del gioco espresso, è giusto dirlo. Sì, no, certamente abbiamo difficoltà noi. Abbiamo difficoltà a concretizzare magari tutta una mole di gioco e lì stiamo lavorando, lavoreremo sicuramente ancora di più e insomma, speriamo che il lavoro porti i suoi frutti. Mister Cavazzana è comunque realista, fiducioso, speranzoso o cos'altro? No, io sono realista, io in mano una squadra secondo me con dei valori e delle qualità, avendo visto anche altre squadre di un certo livello. L'unica cosa che, ripeto, manca secondo me è che ogni tanto facciamo prestazioni, ripeto, come quella di domenica scorsa e poi abbiamo sto calo perché o ci montiamo un po' la testa o pensiamo, ma purtroppo non deve essere la mentalità nostra, perché la nostra mentalità deve essere piedi a terra, corsa e intensità, punto e stop. Questo deve essere dall'inizio fino all'ultima giornata di campionato. È una mentalità questa di esaltarsi per i risultati positivi e eventualmente magari di abbattersi se... Però è tipica dei giovani, no? Quindi ritorno alla domanda iniziale. Forse è troppo giovane questa squadra? Ma no, ripeto, io la colpa forse è mia, anzi me la prendo io la colpa che magari in settimana abbiamo avuto qualche atteggiamento in cui magari io non ho corretto, quindi non è questione di esperienza o non esperienza, perché se magari riusciamo a buttare dentro 1 o 2 palle, lì sistemiamo la partita. Il problema secondo me è proprio questione che magari, ma come anche, non solo i giovani, ma anche magari qualcuno più esperto, dopo una prestazione, dopo un'alta prestazione può avere un leggero calo magari o fisico o mentale, quindi può cedere. Quindi ripeto, la colpa è mia perché magari non ho, in settimana non ho lavorato sotto questo aspetto, appunto. Possiamo dire che comunque sia che l'ultimo a mollare è stato Rumiz? Sì, Rumiz è sempre l'ultimo, infatti lui è il capitano e credo che sia un esempio anche per tutta la squadra, infatti lo seguono e
siamo felicissimi delle prestazioni che sta facendo, perché credo che da prima giornata non ha mai mollato un attimo ed è uno che nello spogliatoio si fa sentire. Anche in campo direi che l'ho visto spesso dialogare con i compagni. Sì, beh, ma lui, ripeto, è uno magari con più esperienza, ha già fatto campionati, quindi logicamente è giusto che lo prendano da esempio. Ripeto, non per nulla abbiamo messo capitano, insomma c'è un motivo.